Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Metis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Mezz'ora di paura soprattutto per il coinvolgimento di una bambina di 1 anno. Pochi attimi dopo le 10 di questa mattina, 2 auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Castellanza in direzione nord. 7 le persone rimaste ferite, tra cui appunto la bambina. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un'auto medica e 2 ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e della Croce Azzurra di Rovellasca, che si sono prese cura dei feriti. Fortunatamente nessuno era grave, anche se precauzionalmente si è optato per una visita di controllo in ospedale. Pian piano si è formata una coda che alle 10:45 raggiungeva ormai i 3 chilometri e che si è sciolta definitivamente solo poco prima di mezzogiorno. Ieri l'allarme, oggi il tragico ritrovamento. Il corpo senza vita di Claudio Paganoni, 70 anni, di Domodossola, è stato rinvenuto stamattina nella zona dell'Alpe Saler, sulle montagne sopra Premosello e Colloro, in Ossola. Il suo zaino è stato individuato attorno alle 7. Oltre 100 metri più sotto è stato trovato il cadavere. Dopo che la moglie dell'uomo aveva lanciato l'allarme non avendolo visto rientrare a casa, verso le 18:30 di ieri si erano mobilitati i soccorritori. La moglie aveva ricevuto una telefonata da Paganoni nella tarda mattinata. L'uomo le aveva comunicato di avere perso il sentiero e che stava cercando di ritrovarne le tracce. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte e l'elicottero dei vigili del fuoco ha poi permesso di individuare il corpo senza vita. La salma è già stata recuperata e trasferita al campo sportivo di Premosello. E continuiamo con la cronaca. Momenti di preoccupazione nella notte a Luino per un uomo di 30 anni dopo una lite con un altro avventore del locale dove si trovavano entrambi in via della Vittoria. I due hanno litigato per cause non meglio precisate e si è poi passati dalle parole ai fatti. L'altro ha colpito il trentenne dandogli una sedia in testa e facendolo crollare a terra. Sul posto si è immediatamente portato l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso il colpito e lo ha portato all'ospedale di Luino, dove è stato trattenuto in osservazione per il trauma cranico riportato. L'uomo comunque non rischia di perdere la vita e nel prossimo futuro dovrà decidere se denunciare l'altro e dare così un seguito giudiziario alla vicenda. Varese celebra oggi la giornata della legalità 2022 a 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio allo stadio Franco Ossola, dove questo pomeriggio alle 16 è prevista l'amichevole di calcio fra la Nazionale Italiana Magistrati e le vecchie glorie della Serie A e del Varese. Ma in realtà la giornata è iniziata già stamattina alle 10, sempre allo stadio, con un incontro fra i magistrati e gli studenti delle scuole varesine moderato dal presidente della Nazionale Magistrati Piero Calabrò. Andiamo a sentire le sue parole con le immagini dell'agenzia Blitz. Diciamo che è importante non solo perché ricorre un anniversario, il trentennale delle stragi Capaci di Via D'Amelio, ma perché è fondamentale trasmettere agli studenti non solo il ricordo di 2 persone straordinarie, non certo per indicarle come esempi inarrivabili, altrimenti uno nemmeno ci proverebbe, ma per far capire loro il perché la mafia li ha voluti uccidere, il perché quello che stavano facendo e che è un po' il patrimonio di tutto quello che è stato la lotta alla mafia nei decenni a seguire, è ancora, ahimè, e soprattutto attuale, non solo in Sicilia, nel meridione, dove la mafia è nata e ha predominato per parecchi anni, ma soprattutto qui nel nord, dove magari, per usare un termine un po' di bassa lega, ci mettiamo le fette di salame sugli occhi e non vediamo il cambiamento che ha fatto la mafia, che non è più stragista, uccide e intimida solo quando è necessario, ma fa affari, inquina il territorio, inquina perfino, lo dirò ai ragazzi,
quello che mangiamo, e ci sta creando un futuro certamente non all'altezza di una regione, parlo in questo caso come la Lombardia, ma è un problema che riguarda tutta l'Italia e il nord in particolare, perché la mafia adesso va dove ci sono i soldi. Sempre a Varese, questa mattina, convegno alle Ville Ponti sul turismo e sulle opportunità offerte dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il servizio di Silvestro Pascarella con le immagini dell'agenzia Blitz. Turismo, sport e Olimpiadi 2026, opportunità per l'economia varesina. Questo il titolo del convegno che si è svolto questa mattina alle Ville Ponti di Varese alla presenza del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia. Ha introdotto i lavori il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, che ha spiegato l'importanza per la provincia di Varese di una grande opportunità quale potranno essere le Olimpiadi del 2026 di Milano Cortina. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha ripercorso l'escursus che ha portato alla candidatura di Milano Cortina. Gli altri relatori hanno sottolineato l'importanza di un'occasione da non lasciarsi sfuggire. E infine, questa mattina a Busto c'era in piazza l'edicola mobile, iniziativa supportata anche da Prealpina, per promuovere la carta stampata, il servizio. In piazza Santa Maria con la vice sindaco di Busto Arsizio, nonché assessore alla cultura e al commercio, Manuela Maffioli, per il primo giorno di questa edicola mobile, una bella novità per Busto. Sì, che è tra l'altro un'attività contemporaneamente commerciale e culturale, perché sarà un punto vendita di prodotti di cultura, di editoria, i giornali, e da giornalista non posso che essere anche contenta quando si moltiplicano i punti vendita dei giornali. La carta oggi è ancora importante e soprattutto questo servizio va anche in qualche modo a colmare un vuoto che si sta creando. Alcune edicole della città, ai noi, hanno chiuso. Questa idea innovativa, che però è già in vigore in altre città come Varese e come Milano, di fatto in qualche modo compensa e rende fruibile il prodotto editoriale a chi magari non farebbe qualche chilometro per andare ad approvvigionarsene. Matteo Ferrario, l'ideatore dell'edicola mobile, che è già approdata a Varese e da oggi anche a Busto Arsizio. Sì, ad oggi esattamente un anno da quando siamo partiti a Varese, siamo arrivati nella piazza di Busto Arsizio, dopo un anno infatti il progetto è stato vincente, abbiamo avuto un grande successo a livello sociale di riscontro della gente, quindi ben speriamo per la città di Busto e della popolazione di Busto infatti. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!